Progetto regionale dedicato ai ragazzi plus dotati. Quale il bilancio dopo questi primi 3 anni? Ma un bilancio molto favorevole. Intanto abbiamo considerato quasi 2000 docenti che sono stati formati per poter muoversi all'interno delle scuole e quindi riconoscere questi bambini molto dotati. Poi abbiamo già formato un sistema che possa accompagnarli e abbiamo accolto quasi 200 bimbi che sono stati accompagnati in questo percorso. È stato editato un manuale per i docenti ed uno anche una sorta di linea guida per la famiglia. In questi casi molto spesso la famiglia rimane disorientata davanti a un bimbo molto dotato perché magari apprende in fretta, legge moltissimo, ha un linguaggio molto più avanzato rispetto alla sua età ed è preoccupato che non sia normale. No, è sicuramente un bimbo che è normalissimo ma ha un grande dono di Dio. I prossimi passi a questo punto quali saranno? Saranno quelli di estendere la platea, dovremo poter formare molti docenti anche perché questa formazione serve per tutta la classe docente del Veneto, anche per avere l'attenzione che quando si insegna si lascia un segno dentro questi bambini e bisogna capire che anche l'attesa, l'emozione, il fatto che ricordino la scuola in maniera positiva sarà certamente utile a crescere come persone. Ecco, spesso si sente dire che un insegnante bravo è un insegnante che ritiene in qualche modo tutti i suoi ragazzi, tutti i suoi alunni uguali. È una considerazione forse un po' superata a questo punto? Direi che è molto sbagliata, noi non siamo uguali, noi siamo tutti differenti, abbiamo talenti che ci rendono diversi, abbiamo potenzialità, abbiamo scelte che si possono fare nella vita che sono tutte differenti e quindi oggi il ruolo del docente è ancora più delicato perché molto spesso agisce con una difficoltà di società, l'assenza della famiglia, una società molto complessa, stimoli non sempre positivi. Ecco, io penso che con questa formazione possiamo aiutare anche i docenti a fare meglio il loro lavoro.